Buongiorno, Barbara Braghin, l'Empatico Giornale. Siamo qui all'inaugurazione dell'azienda nel settore ittico Mancin Nadia. Si trova a Rivà di Ariano nel Polesine e ho qui il fondatore Martino De Agostini. Buongiorno. Buongiorno. Ma lei tanti anni fa ha fondato questa azienda che purtroppo l'anno scorso 2 anni fa è stata vittima di un incendio, adesso è stata ricostruita. Ma lei che l'ha fondata, com'era venuta l'idea? È venuta perché una volta si andava a lavorare, molto giovani, avevo 14 anni e lavoravo nel Pese. I miei maestri erano comacchiesi e altre persone da altri posti, sempre sul Pese e sulle verdure, perché io ero specializzato anche su conserve vegetali. Ma non ero mai contento perché i datori di lavoro di una volta erano proprio di una volta. L'intenzione di cambiare sistema non c'era. Allora io dicevo sempre, se riesco a fare qualche cosa di mio, lo faccio come si deve, ma anche con le persone che ti aiutano, che sono attorno a te, devi avere quel carisma che devono essere tranquilli, devono coinvolgersi, come ho fatto anche con i figli. E piano piano, dalla Romea Vecchia, dove avevamo un piccolo stabilimento, siamo passati sulla Romea. La Romea non aveva bisogno di pubblicità perché sappiamo già che venivano loro a chiedere e siamo cresciuti. Era l'anno? Tanti anni fa, diciamo una quarantina, 35, 40 qui sulla Romea. Allora, e poi nel tempo è cresciuta. Ho 7 nipoti, tra i quali 5-6 sono già al lavoro qui, hanno tutti nel loro posto perché si sono laureati, uno ancora lo deve fare, e tanta gente che ce la siamo portati dietro e magari dopo, finiti loro che sono andati in pensione, sono tornati i loro familiari. Siamo cresciuti insomma in famiglia, quindi in famiglia. Allora io le faccio i complimenti, lei è stata una persona lungimirante, anche un grande lavoratore. Adesso, nonostante che l'anno scorso, 2 anni fa, avete avuto insomma sto dispiacere, anche questa paura insomma di questo incendio, adesso avete un'azienda moderna, ristrutturata, rinomata e anche al passo con i tempi e anche all'avanguardia, che promette di allargarsi sempre di più, di dare lavoro a sempre più persone. È per quello che io dico sempre, i complimenti li facciamo a tutti quelli che mi circondano, perché sono loro adesso che tirano. Io vengo qui, li controllo con l'occhio. Se hanno bisogno, ho detto, chiamatemi anche alle 2 di notte, però so che andate bene e loro danno soddisfazione. Allora, che dire, evviva, complimenti a tutti. Io sono Barbara Braghin, l'Empatico Giornale, il signor Martino De Agostini. Martino De Agostini, questa è l'azienda Mancin Nadia, e vi ringrazio tutti per la vostra presenza e vi aspetto ancora. Grazie a tutti, arrivederci dall'azienda Mancin Nadia inaugurata nuovamente.